Minori accessi al pronto soccorso, riduzione dei ricoveri e delle visite specialistiche con una rilevante diminuzione dell'ansia per i malati cronici affetti da scompenso cardiaco e per le loro famiglie. Tutto questo è stato possibile grazie al progetto Renewing Health, iniziativa europea che ha come parte la Regione Veneto e come obiettivo migliorare la qualità di vita dei pazienti cronici. L'iniziativa coinvolge 10 aziende sanitarie ed ospedaliere coordinate dal consorzio Arsenal.it. E il secondo valore, che in questo periodo non è assolutamente secondario, è quello naturalmente del risparmio, della razionalizzazione a beneficio dei pazienti che non subiscono tagli in quelli che sono i criteri dell'assistenza, anzi c'è un miglioramento deciso, ma insieme hanno anche un monitoraggio in continuità e un medico sempre a disposizione 24 ore su 24. I 3.332 pazienti oggetto di studio hanno una media di 78 anni. Il progetto dimostra che grazie a sistemi di telemonitoraggio nell'arco di un anno è possibile diminuire del 35% il numero di ricoveri e del 13% la loro durata, del 19% gli accessi al pronto soccorso e del 42% il ricorso a visite specialistiche. La centrale ha dei medici, dei componenti sanitari, ma c'è soprattutto tutta la rete degli specialisti per singola patologia, ovviamente i cardiologi in caso di scompenso cardiaco, degli pneumologi in caso di insufficienza cardiaca e dei medici di medicina generale che hanno dato un contributo in questo progetto, entrambe le componenti di assoluto rilievo e che ha consentito questi risultati.